Buongiorno. Il mattino del giorno porta sempre un'attesa del divenire di quello che la vita ci porta. Mi è appena arrivata la telefonata per annunciarmi il conferimento del premio Hemingway, facendo così suonare una campana felice di vita, fortunatamente contraria alla sua negativa, tra virgolette. America è il titolo e anche il contenuto delle immagini del mio libro. Felice nel connubio, fotografo italiano e scrittore americano. Lui continua a vivere mai dimenticato e io divento così felicemente un suo compagno di viaggio con questo premio. Grazie, buona vita e tutto il meglio. Ho incontrato Hemingway, come immagino molti di noi, durante gli anni della mia giovinezza. Anzi, ricordo esattamente la prima volta che lo sentii nominare. Fu attraverso un film. Il film era Per chi suona la campana, in cui incidentalmente mi innamorai anche perdutamente di Ingrid Bergman. E quindi Hemingway è entrato nella mia vita in maniera trionfale. Ho iniziato a leggere i suoi libri, in parte perché pensavo di ritrovare le stesse emozioni che avevo provato vedendo il film, e invece ho trovato uno scrittore diverso, uno scrittore di cui ho apprezzato soprattutto una cosa, che è la sua relazione con la natura. Io penso che uno dei temi principali della narrativa di Hemingway sia il rapporto dell'uomo con la natura. Dai primi racconti, da quando parla del lago Michigan che lui frequentava negli anni della sua gioventù, e questo interesse per i luoghi selvaggi, i luoghi ancora intoccati dall'uomo, appunto il lago Michigan che in quegli anni cominciava ad essere deturpato dalle attività umane, quindi la sua ricerca di luoghi selvaggi, i Paesi Baschi, le savane della Tanzania, fino ad arrivare all'ultimo grande ambiente inesplorato e selvaggio del pianeta, che era il mare. Era al tempo in cui Hemingway ne scriveva. Chissà cosa ne penserebbe oggi, vedendo che anche i grandi oceani del nostro pianeta non sono altro che delle pozze putride, e che l'ultimo report sullo stato dell'ambiente scritto dal governo britannico ci dice che probabilmente nel 2070 non ci sarà più pesce negli oceani se non quello allevato dall'uomo. Ecco, io ho molto amato Hemingway per questo suo tratto, questo suo amore per la natura. È qualcosa che condivido con lui ed è per questo che sono molto felice che mi sia stato assegnato un premio nel suo nome. Mi fa molto piacere ricevere questo premio, anche perché è legato al nome di Hemingway, che è stato uno dei miei primi amori. Io ricordo di avere letto i suoi racconti per la prima volta quando stavo sul fiume Karizawa in Giappone, in inglese, perché andavo a una scuola inglese, ero una bambina piccola, ma insomma cominciavo a leggere. Poi mi ricordo in Sicilia, è legato all'acqua, curiosamente legato all'acqua, perché anche in Sicilia, vicino al mare, mi ricordo che mi sedevo e leggevo questi racconti con una grande passione. Mi piaceva moltissimo il modo di raccontare, così severo, visionario, realistico, ma nello stesso tempo molto visionario, come ho detto, e questo era una grande cosa. Poi mi ricordo di essere stata a Cuba a vedere la sua casa, e ricordo di aver visto le sue scarpe, i suoi libri messi sul comodino. Insomma, ecco, è stato un mito per me, quindi questo premio mi fa molto piacere,
proprio perché mi ricorda queste esperienze di lettura che sono state formative per me. Innanzitutto ringrazio molto il premio Hemingway per avermi dato questo grande regalo, questa grande sorpresa inaspettata per il mio libro La carezza della memoria. Avere un premio che ha come padrino il grande Hemingway, insomma, mi fa sentire molto piccolo e anche molto inadeguato. Era talmente un gigante quest'uomo in tutto, nell'osservazione ironica ma anche così vera, così asciutta. Sembrava una cinepresa che guardava in un lungo piano sequenza. Era privo di aggettivi belli, ricercati, era essenziale, asciutto, mi piaceva molto. 2 libri ho letto che mi hanno colpito molto: Il vecchio e il mare e Per chi suona la campana. Poi qualche altro racconto, non ricordo il titolo, sono molto sincero. Però quello che mi piace di Hemingway è queste figure di uomini così stoici, così sembrerebbero così forti, ma poi anche così fragili di fronte agli eventi della natura, di fronte alla natura. Però era un uomo che sapeva guardare, era sempre alla ricerca dell'uomo e del significato, e poi probabilmente anche la resa di fronte alla vita che poi finisce, che poi termina, o anche di fronte alle sorprese che la vita ti dà. Comunque grazie di cuore, e sono felice di essere andato in Spagna, a Pamplona. Ero seduto in un bar, il cameriere mi dice: lo sa che lei è seduto dallo stesso posto dove Hemingway veniva a prendere il tè? E dico che bello. Vado a Bilbao, in un ristorante, mi dice: lei è molto fortunato. Perché? Perché in questo posto, in questo luogo, in questo tavolino qua su questa finestra pranzava sempre Hemingway. Questo Hemingway mi inseguiva, e quindi non c'è 2 senza 3, e quindi è arrivato il premio Hemingway. Grazie a tutti, veramente di cuore. Non so se lo merito, ma se mi avete scelto forse qualcosa di buono scritto. Grazie ancora.